Ciao a tutti carissimi amici del Go. Oggi vorrei fare una piccola dissertazione qui nelle digressioni giapponesi sul concetto di Do. L'ideogramma che ho provato a disegnare prima e che potete vedere raffigurato qui è naturalmente un ideogramma giapponese che deriva, come tutti gli ideogrammi giapponesi, dalla Cina. Ecco, questo ideogramma in cinese si chiama Tao o Dao, da non confondersi con il Tajitu, che invece è questo qui. Molti chiamano il Tajitu, lo chiamano Tao, ok? Per chi conosce un po' di filosofia cinese, il Tao è un principio che permea la loro cultura e rappresenta, per farla breve, lo scorrere del tempo e di tutta quella forza che unisce l'universo e che lega l'essere vivente e quindi è molto legato al concetto di tempo, ha un significato anche molto mistico. Quando i giapponesi hanno importato gli ideogrammi dalla Cina, questo ideogramma, preso da solo così come lo vedete, si chiamava Michi, e tutt'oggi si chiama Michi visto così da solo. Messo vicino ad altri ideogrammi invece si legge Do, quindi molto vicino al Dao cinese, però ha un significato molto più pratico e molto più materiale. E vuole esprimere il cammino spirituale intrapreso da un adepto di una disciplina, che essa sia religiosa, artistica o marziale, al fine di raggiungere la perfezione. Quindi di fatto la disciplina che lui segue è soltanto un mezzo esteriore per lavorare al proprio interno e raggiungere quindi la perfezione. Questa progressione naturalmente porta a un certo punto alla comprensione di determinati aspetti, e questa comprensione, come vi dicevo nel video davanti al torrente, fa raggiungere una consapevolezza, un'illuminazione, che i giapponesi, soprattutto un termine mutuato dal buddismo zen, chiamano Satori. E una volta raggiunto questo Satori, tutte le azioni che si vanno a fare, anche le più quotidiane, vengono fatte con più consapevolezza, perché tutte le piccole cose, tutte le piccole attività di tutti i giorni vengono comprese meglio nella propria essenza. Questo concetto fa nascere anche delle grandi diatribe, soprattutto nel mondo delle arti marziali, perché un praticante, un purista, diciamo, del Budo segue il Do per un cammino che in teoria dura tutta la vita di perfezionamento, mentre tipicamente chi pratica un'arte marziale agonistica o sportiva si impegna per raggiungere un risultato, ma nella visione zen il risultato raggiunto per esempio nella vittoria di un torneo, di una gara, è di un momento, mentre il Dao, è per tutta la vita, per cui la continua ricerca della perfezione è un ottimo mezzo per migliorare noi stessi. Quindi la scelta e il voler seguire un Do, una via, perché Michi significa proprio via, viene utilizzato anche proprio per identificare una strada, nel senso proprio fisico del termine. Il voler seguire un Do diventa uno strumento di elevazione e di educazione di un allievo. Ecco che molte delle discipline quindi giapponesi, siano esse religiose come per esempio Butsudo, la via del Buddha, oppure marziali come Judo, la via della cedevolezza, Kendo, la via della spada, Aikido, la via dell'unione con l'energia, Kyudo, la via del tiro con l'arco, o anche artistiche, Shodo per esempio, la via della calligrafia, quella che ho cercato di farvi vedere all'inizio di questo video, sono tutte delle espressioni del Do, ok? Parlando con dei maestri giapponesi di Kendo, avevo citato una frase del libro dei 5 anelli di Miyamoto Musashi, dove in un passo lui dice: un vero samurai dovrebbe seguire la via del pennello e la via della spada. Ecco, Miyamoto Musashi, fondatore del Nittei Nichiryu, e anche Gichin Funakoshi, il fondatore del karate Shotokan, erano due maestri di Shodo, per esempio. La domanda che posi ai miei maestri di Kendo in Giappone fu:
Ma quindi Musashi cosa vuole dire con questa cosa? Vuol dire che per essere un bravo spadaccino bisogna essere anche un bravo calligrafo? La risposta pratica è sì, perché se si fa un movimento spensierato con il pennello significa che quell'attività è diventata talmente parte di noi stessi che anche quando avremo una spada in mano faremo lo stesso movimento con la stessa disinvoltura. Ma la risposta più profonda è stata che qualsiasi via si scelga di percorrere, a un certo punto tutte le vie tendono all'infinito, tendono a raggiungere un unico obiettivo, che è la perfezione, il Satori. E per quanto riguarda il Go? Beh, non esiste un termine che rappresenti la via del Go. Questo però non significa che il Go non sia una via da seguire. Nel mio personalissimo vissuto, e questa che vi sto dando è una mia visione che non ha nessun'altra fonte se non un mio ragionamento che ho fatto dopo molti anni di esperienza in questo campo, il Go è talmente un gioco talmente complesso, talmente pieno di sfaccettature e talmente pieno di piccole rivelazioni che ognuno di noi ha, commisurando ovviamente il tipo di problema al proprio livello. Uno comincia che è un foglio di carta bianco all'inizio, al 30° Q, non sa nulla, però comincia a capire le regole e gli si accende una lampadina. Dopo a un certo punto capisce che il taglio in seconda linea può essere un problema, e gli si accende un'altra lampadina, per cui è una continua scoperta giorno dopo giorno, volta dopo volta, che rende il gioco stesso una via tortuosa, certo, ma che dà anche molte soddisfazioni. E a qualsiasi livello noi si sia arrivati, ci sarà sempre qualcosa da imparare. Per tagliare la testa al toro si può dire che fino a prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale di AlphaGo, di AlphaZero, avevamo come punto di riferimento i grandi maestri, i grandi professionisti giapponesi, coreani e cinesi. Però l'avvento di queste intelligenze artificiali hanno dimostrato che l'asta è stata spostata molto più avanti, per cui possiamo dire con certezza che effettivamente la ricerca della perfezione nel Go è pressoché infinita se proporzionata alla vita di un uomo, che, come dicevano i samurai, è effimera come il fiore di ciliegio. Ho voluto condividere questo mio pensiero, questa piccola introduzione al concetto di Do, perché secondo me dovrebbe far parte della forma mentis di un giocatore di Go, certo anche di un appassionato di arti marziali come il sottoscritto, però molto anche nella mente di un giocatore di Go, perché dovrebbe sempre farci capire, come quando decidiamo di intraprendere un sentiero, per esempio una passeggiata in montagna, noi ci diamo un obiettivo e cominciamo a camminare, ma l'obiettivo è la perfezione. C'è chi è un po' più avanti, chi è un po' più indietro, però non dobbiamo scoraggiarci assolutamente, perché è una cosa che facciamo per noi. Anche il fare il torneo può essere una via per poter, diciamo, mettere alla prova le nostre abilità, però deve essere solo una parentesi e un aspetto dal mio punto di vista. Almeno io vivo le arti marziali da una parte e il Go le vivo con questa forma mentis. Ci tenevo a condividerla con voi. Non parlo più, grazie per l'attenzione, buona meditazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.